6 indizi per capire se chi hai davanti è un vero installatore o sta solo cercando di fregarti. Ciao, sono Davide Marcomini e da 30 anni faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore, fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. In questo video voglio darti 6 indizi per aiutarti a capire se chi ti trovi davanti è un vero installatore, è un installatore di sicurezza o è il solito venditore che sta cercando di appiopparti qualche cosa. Primo indizio: se ti dice che il wireless è più sicuro del cablato, non può essere un installatore di sicurezza perché non corrisponde al vero. Infatti, come ho sempre detto, come ho detto spesso nei miei video, i sistemi wireless possono raggiungere come livello massimo di sicurezza il grado 2 e non possono andare oltre, proprio in virtù del fatto che la loro comunicazione, la comunicazione tra i dispositivi wireless avviene via radio e questa può essere disturbata. 2. Se ti dice che i contatti alle porte, alle finestre non servono e bastano i rilevatori esterni o a tenda, non è un installatore. Mannaggia, dobbiamo metterci in testa che i rilevatori esterni o i rilevatori a tenda nascono come integrazione dei sistemi di allarme, sono un qualche cosa di più che non vanno in alcun modo a sostituire i contatti magnetici o i rilevatori interni. Non c'è nessun riferimento normativo che ti consenta di certificare un impianto con i soli rilevatori esterni se non al livello 1. 3. Se ti propone un impianto con la spina, e qui sarà contento il mio amico Forconi perché ha coniato il termine router con la spina. Infatti, se ti propone un impiantino che potremmo paragonare al fai da te, non è un installatore perché quel tipo di impianto te lo fai da solo. Prendi, attacchi alla spina il routerino e via con l'applicazione ti memorizzi tutti i tuoi dispositivi. Quello non è un sistema di allarme, non è un impianto di allarme, ma solo un pacchettino di apparecchiature che puoi montarti da solo. 4. Se ti dice che la sirena esterna non serve o addirittura che è fuori norma, non è un installatore di sicurezza. Dovrebbe infatti sapere che per certificare ad un determinato livello gli impianti di allarme intrusione, la sirena, anzi le sirene sono richieste. Quindi io non posso fare un impianto di allarme e certificarlo di un determinato livello in determinate circostanze se non ho la sirena. È inutile che dicano che la sirena non serve, non è assolutamente così. 5. Se non ti menziona mai questi due termini, A. Analisi del rischio e B. Gradi e livelli di sicurezza, non è un installatore perché gli impianti le apparecchiature vanno scelte in base all'analisi del rischio, l'impianto va fatto in base all'analisi del rischio che determina il grado appunto di rischio a cui sei sottoposto e in base al quale deve essere sviluppato un impianto di un determinato livello di sicurezza, altrimenti parliamo del nulla più assoluto. 6. Se non è un'azienda in regola con i requisiti richiesti dal decreto ministeriale 3708, non è un installatore di sicurezza. Perché?
Perché alla Camera di Commercio viene certificato chi sei e che cosa puoi fare, perché quando vai da un cliente devi dimostrare di possedere quelli che vengono chiamati requisiti tecnici professionali, e per installare impianti di allarme sono la lettera A e la lettera B. Questi sono i 6 indizi per capire se chi hai davanti è un vero installatore o se sta solo cercando di fregarti. E tu lo sapevi? Scrivilo nei commenti. Grazie per aver visto questo video. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, spunta la campanella per non perderti i contenuti che andrò a pubblicare in futuro. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!